E scritture come Elin Farelli pare come se si volessero via loro la responsabilità più grossa che c'è stata in tutta l'esistenza umana. E cioè che l'era ragionare immaginariamente così come solamente la letteratura sa e può fare. A proposito del lutto. Un'esperienza surreale, la perdita di una persona cara che noi sentiamo ancora vicino, che per una macchina razionale come l'uomo moderno non potesse essere più una tortura. Un'ossimere micidiale che è più pazza e eroica non ci potesse stare. Un'esperienza veramente chisciottesca. Non viaggia a nessuna parte precisa, a dove pare che potremmo arrivare solamente se non ci approcciamo troppo assai, se non ci illudiamo e sappiamo dove sta niente, se ci sappiamo sempre leggere, a prescindere dalle sfide che abbiamo affrontato. Lo spirito del maestro e Elin Farelli, la sostanza stessa mite pittata a Cervantes. E cioè un mito dell'uomo che si sa pigliare qualunque cosa plaziale, compresa la morte. O spirito del maestro. E poi ti pensi, quale tipo fosse tu? Non chi le chiatte, spatto spartito con l'occhio fuori, e nemmeno un cavaliere che capa mozzato, va girando continuamente, attorno ai muri di un castello solitario. Tu mi pare più assai io tipo a Camposante, che i capelli azzeccati, e un turrene, appisi i pezzi e non consola a mappuciare, che dirige a tutto quanto, rendano un bello ballo macabro. Con scampagnamento e l'osso, che gli esse perfettamente attieni, mantenendo il ritmo, mentre gli spiriti se ne sagliano in cielo. Tutte voci che si caricano da uno, come un talorno infernale, che si sente sempre più forte. Perché tu sempre che stai fatto, e non fossi più tu se le permettessi, a una sorella come la morte, di tramite.